Cari amici di Un Sorriso in Più, buongiorno. Oggi con la mia rubrica A Spasso con John, giunta al quarto episodio, vi porto a vedere, oppure per qualcuno a rivedere e ripercorrere le vie, anzi i rii di quella città che tutto il mondo ci invidia. Una città che è patrimonio italiano di cultura, tradizione, storia. Insomma, una città unica nel suo genere. Signore, stiamo parlando di Venezia. Allora partiamo e percorreremo insieme i rii, i ponti sui canali, i sottoporteghi, i canali percorsi dalle gondole. Rivedremo i bellissimi palazzi ehm, che si affacciano sul Canal Grande. E poi arriveremo in quella grande piazza bellissima, la piazza San Marco, con la basilica bizantina, con i suoi bellissimi mosaici, poi con il suo campanile famoso e il suo bellissimo palazzo ducale. E una sorpresa, vedremo anche quella bruttura che ha fatto scandalo in tutto il mondo, e cioè una nave da crociera in Piazza San Marco, proprio davanti a Piazza San Marco, una nave da crociera, cosa da pazzi. Bene, poi lasceremo Venezia e ci portiamo in un paesino che si chiama Dolo ed è in riva al fiume Brenta, ehm, che è distanza, che è lontano una decina di chilometri da Venezia. E qui con il Borchiello, non so se tutti lo sanno, è un battello. E con il battello ripercorreremo il Brenta passando attraverso, lì ci sono delle chiuse, ci sono dei ponti levatoi, ci sono dei ponti girevoli, ci sono dei ponti a slittamento, insomma una cosa un po' tradizionale con questo battello, il Burchiello. E in lungo questo tragitto si possono ammirare molte ville signorili con i loro giardini, con i loro parchi. E tra queste, la più famosa di tutte è la Villa Palladiana, detta la Malcontenta. Poi, sempre sul Brenta, con il nostro battello, arriveremo fino alla foce del Brenta, cioè a Venezia praticamente, nei pressi di Fusina. E quindi da Fusina fino a Venezia, sempre col battello. Bene, vi auguro una buona passeggiata e vi lascio alle bellissime immagini di Venezia e dintorni.
Bene, vi è piaciuta Venezia? Spero di sì. E allora con questa passeggiata io termino la mia rubrica A spasso con John per riprendere a breve sempre l'altra mia rubrica, quella che ho lasciato un paio di mesi fa, con poesia e musica con John. Non mi resta altro che dirvi grazie per essere stati con me a scoprire alcune delle bellezze italiane, delle città tra le più belle che abbiamo. Quindi non mi resta che farvi un saluto, un abbraccio, un bacio e un arrivederci da John.